Salve, andremo adesso a vedere che cos'è la cosiddetta riduzione della disponibilità di acqua dolce nel mondo. Sappiamo che la Terra, il pianeta su cui viviamo, dispone di un patrimonio idrico che si chiama idrosfera. Di questa idrosfera solo una piccolissima parte è a disposizione dell'uomo nella forma di acqua dolce. Inoltre capiremo in questo video che l'acqua è un bene comune e mondiale e che tutti hanno diritto all'acqua. Il nostro pianeta è coperto d'acqua per il 71%. Questo significa che il patrimonio idrico terrestre è enorme. L'idrosfera del pianeta Terra è basata sul ciclo delle acque, che passano continuamente dallo stato liquido a quello gassoso e in alcuni casi allo stato solido. La gran parte di queste acque è raccolta negli oceani, che ne permettono il continuo riciclo. E questo è il ciclo dell'acqua. Abbiamo visto in quante forme la possiamo trovare, ma dobbiamo renderci conto che solo una minima parte è a nostra disposizione, sia da bere sia per tutti gli altri nostri bisogni, spesso superflui. Sentiamo cosa ci dice la dottoressa Pasti dell'Università di Ferrara. In realtà solo una piccola parte di questa immensa quantità d'acqua è adatta ad uso antropico. Si tratta dell'acqua dolce, che rappresenta solo il 2,5% del totale, pari a circa 35 milioni di chilometri cubi. Il restante 97,5% è costituito da acqua salata, pari a circa 1,36 miliardi di chilometri cubi, che allo stato naturale non può essere utilizzata né per uso potabile o domestico né per uso agricolo o industriale. Non tutta l'acqua dolce disponibile sul pianeta è accessibile all'uomo. Abbiamo visto che l'idrosfera è enorme, ma l'uso che ne può fare l'uomo è molto ridotto. Sentiamo più nel dettaglio la quantità di acqua che noi possiamo utilizzare. Rivolgiamoci nuovamente alla dottoressa Pasti. La maggior parte di acqua dolce è in forma solida nei ghiacciai perenni della Groenlandia e dell'Antartide, e l'ammontare è pari a circa 24 milioni di chilometri cubi. Un'altra quota rilevante, pari a circa 10 milioni di chilometri cubi, è racchiusa nel sottosuolo, a profondità non sempre raggiungibile. La quota di acqua dolce, più facilmente accessibile come quella di laghi e fiumi, ammonta solamente a 105.000 chilometri cubi. Quest'acqua inoltre non è uniformemente distribuita sul pianeta, basti pensare alle zone aride e deserte. Inoltre si stima che di quest'acqua quella potenzialmente rinnovabile e disponibile annualmente sia di soli 12.500 km cubi. In proporzione, se mettessimo in un contenitore da 5 litri l'intera acqua del globo, quella bevibile, non salata, sarebbe soltanto un cucchiaio. Se togliessimo quella contenuta nei ghiacciai, la proporzione di acqua dolce si ridurrebbe ad una sola goccia. Ma l'acqua dove si trova esattamente? Sotto quali forme? E come funziona? L'acqua è presente sulla Terra nei suoi tre stati fisici: solido, come nelle calotte polari, nei ghiacciai permanenti, ma anche nelle precipitazioni, basti pensare alla neve e alla grandine, oppure liquida, come nei fiumi, nei mari, negli oceani, ma anche nelle precipitazioni piovose, e infine nella forma gassosa, come nell'umidità atmosferica e nelle emissioni vulcaniche. Circa 100 litri al giorno. Questa è la quantità d'acqua utile per soddisfare non solo i bisogni alimentari, che sono solo 4 litri per bere e preparare i cibi, ma anche quelli igienici e domestici di una persona. Vediamo questa breve sequenza. Questa quantità d'acqua necessaria per i bisogni di ciascun individuo può cambiare notevolmente da paese a paese. Ad esempio, in una nazione mediamente sviluppata, il fabbisogno idrico pro capite giornaliero si aggira sui 4.000-5.000 litri, cifra enorme che comprende, oltre all'acqua consumata per la stretta sopravvivenza, anche l'acqua necessaria per produrre i beni di consumo, abbigliamento, alimenti, oggetti di vario tipo e nei servizi.
Il consumo di acqua dolce dipende quindi in massima parte dal tipo di stile di vita e dal sistema economico e produttivo, agricoltura e industria di una nazione. Tra il 1700 e il 2000, a fronte di una popolazione mondiale incrementata di 9 volte, si calcola che il prelievo globale d'acqua dolce sia aumentato invece di 35 volte, evidenziando come sullo sfruttamento delle risorse idriche incida non solo l'aumento della popolazione, ma anche lo sviluppo industriale. Rivolgiamoci ancora una volta alla dottoressa Luisa Pasti. Si prevede che il prelievo d'acqua dolce possa ulteriormente incrementare nei prossimi anni. Per prelievo si intende la quantità di acqua prelevata resa subito disponibile al ciclo idrologico, mentre per uso si intende la quantità di acqua prelevata e che in seguito al suo utilizzo non è più immediatamente disponibile al ciclo idrologico. Basti pensare all'acqua assorbita dalle colture agricole. Dal grafico si comprende che la situazione mondiale è assolutamente preoccupante, poiché prelievi ed usi si avvicinano ad una soglia critica. Questo andrà ad aggravare le disuguaglianze già esistenti tra paese e paese, in termini di disponibilità e di consumo di acqua. Infatti andranno ad aumentare sia il numero di paesi in situazioni di crisi idrica, cioè con disponibilità inferiori ai 2700 litri per persona al giorno, sia dei paesi in situazioni di penuria idrica, cioè con disponibilità inferiori ai 1350 litri per persona al giorno. Abbiamo visto che l'acqua è un bene prezioso, imprescindibile per la vita dell'uomo. Quindi è un diritto di tutti gli esseri umani poterne fruire per le proprie necessità. Proprio per questo esiste il Manifesto Mondiale dell'Acqua, redatto nel 1998 a Lisbona. Questo manifesto si basa su un principio fondatore estremamente semplice. L'acqua è un bene vitale, patrimoniale, comune, mondiale.